Seconda corsa dal Savio, confronto per sole femmine di 4 anni, sono 7 al via. Lo schieramento 1 Alice Sprint ZS, 2 Arabesque B, 3 Amadas Cage, 4 Alena d'Amore, 5 Aloha Bay, 6 Aretha Francis in seconda linea, 7 Avi Kachak SM. Favore in chiusura per Aretha Francis, numero 6. Giocate anche Amadas Cage come Arabesque B e Aloha Bay. Corsa piuttosto incerta, parte piano Aretha Francis, in avvio Arabesque B subito a condurre nei confronti di Amadas Cage, che prova la partenza, rimane per il momento all'esterno perché serra sotto Alice Sprint lungo la corda, quindi Amadas Cage di fuori. Numero 7 Avi Kachak SM squalificato. Si accoda intanto in terza posizione. Amadas Cage, e se ne vanno i primi 400 metri di gara in 37 con leader sempre Arabesque B, Alice Sprint ZS in seconda posizione, poi Amadas Cage, ecco che avanza ora all'esterno Aretha Francis. Aretha Francis in poche battute si porta su Alice Sprint in seconda posizione, intanto 47,4 sul rallentamento imposto dalla leader. Cesare Ferranti conduce al passaggio davanti alle tribune e avanza Aretha Francis, che è seguita nell'azione da Alena d'Amore, mentre rimane in coda per il momento Aloha Bay. Completamento del 800 in 1-2-6 con 15,2 davanti alle tribune, si deve ancora comunque accelerare e ora Aretha Francis si porta direttamente a contatto di Arabesque B, 1.17,6, passaggio al chilometro, 15 la frazione, segue lungo la corda Alice Sprint ZS, poi Amadas Cage che in terza posizione alla corda, c'è andato per un attimo a spostare ma rimane lì, c'è un parziale ora infatti molto svelto in 14,1 e insiste Aretha Francis all'esterno di Arabesque B, lungo la corda è sempre Alice Sprint ZS, completamento della curva finale, ingresso addirittura d'arrivo, parziale ancora veloce in 14,6 ma Aretha Francis non si dà per vinta e lungo la corda c'è Alice Sprint ZS che ci prova, l'errore di Aretha Francis a 100 dalla conclusione e così Arabesque B si difende dall'affondo di Alice Sprint ZS, vince per il doppio di Cesare Ferranti, questa volta per Matteo Restelli. 3,63 la quota per Arabesque B. Rivediamo le fasi conclusive. Arabesque era sotto l'attacco di Aretha Francis che si è gettata di galoppo però ai 100 finali e così Arabesque B può controllare il tentativo di Alice Sprint ZS che corre comunque molto bene, aveva sgambato bene anche Alice Sprint e finisce al secondo posto, mentre a distanza raccoglie il terzo Amadas Cage. 2-1-3 l'arrivo della seconda Cesena.